Siamo sempre sul progetto Sicana a Piedi, che è questo un progetto che coinvolge 29 comuni del distretto rurale di Qualità dei Sicani. Oggi facciamo la quarta tappa che va da Santo Stefano Quisquina fino a Bivona. Sulla strada del Rosalia abbiamo voluto intitolare questo tratto di strada, andando a unire questi due luoghi di quest'area, dove Santa Rosalia, attraverso anche questa montagna che abbiamo in questo momento di fronte a noi, questa innevata che è Monte delle Rose, Santa Rosalia giunge in queste zone e permane per 12 anni in quest'area della Quisquina. Quindi si è voluto dedicare questo cammino di oggi anche alla santa di queste zone. Io sono innamorata della natura, delle montagne. Io guardo sempre le cime delle montagne e mi vedo là sopra. E se non arrivo in cima delle montagne, per me è la vita, il benessere, la spensieratezza, la felicità, la gioia, il senso di sentirmi libera, bella, come un'aquila. Le gambe me le sento come un cervo che saltella nella montagna. Mi sembra che non c'è altro sport migliore di questo. Essere a contatto con la natura è un grande privilegio per l'uomo. Poi percorrere luoghi storici incontaminati assume un aspetto ancora maggiore dal punto di vista del vivere bene. Sono i grandi valori di qualità della vita, della vera vita. Tutto il resto sono ricostruzione del capitalismo. Ci troviamo benissimo, è un momento proprio così di stare a contatto con la natura, meraviglioso per chi ama questo tipo di vita, di relax, dopo magari una settimana di lavoro intenso, insomma è il massimo per chi ama proprio questo contatto diretto con la natura. È lei che ci dà a noi, la natura che dà a noi, non siamo noi che diamo a lei. A me piace tantissimo camminare, quindi per me sono contenta che finalmente in Sicilia iniziano queste organizzazioni, questi gruppi, e incomincia la gente siciliana ad apprezzare la propria terra e quindi a camminare. Stiamo mangiando delle patate prezzemolate, patate lesse. Queste caponate di carciofi fresche con capperi, olive, cipolla rossa. Poi abbiamo funghi freschi con scaglie di parmigiano e rucola, il primo sale, salame, il pane fritto con le uova all'antica con latte, parmigiano e poi le lenticchie con le potiche. E adesso stiamo preparando la pasta con sparagenti.